Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nuova ispezione questa mattina nella villetta di Rende, esperti alla ricerca delle tracce di DNA e materiale biologico finalizzata a ricostruire la scena del crimine in cui si è consumata la tragedia della famiglia Giordano. Una busta con proiettili a pallettoni avvolti in un facsimile elettorale con messaggio intimidatorio è stata intercettata dal centro meccanografico di Lamezia e era indirizzata a Giuseppe D'Ippolito, candidato del Movimento 5 Stelle. Nessuna multa elevata a Cosenza per alcune delle zone a traffico limitato, la precisazione del municipio Bruzio, nessun condono. Abbattuto dai carabinieri un drone che controllava i militari alle prese con un'operazione a Nicotera in cui sono state ritrovate delle armi. 500.000 euro sono stati confiscati ad un esponente della cosca Giampà alla Lamezia Terme. La Confartigianato di Catanzaro a sostegno delle imprese che vogliono investire all'estero. La nuova via dello sviluppo passa dall'import-export. Nella giornata nazionale del Braille, incontro nazionale all'Unica all'importanza della formazione per i disabili visivi. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, in apertura di questa edizione del nostro giornale torniamo ad occuparci della strage familiare di Rende avvenuta il 12 febbraio. Questa mattina nuova ispezione nella villetta teatro della tragedia, esperti alla ricerca delle tracce di DNA e materiale biologico finalizzate a ricostruire la scena del crimine. Nuovo sopralluogo questa mattina in via Malta a Rende. Il criminalista Luca Chianelli, i suoi collaboratori del Centro di Investigazioni Scientifiche e il medico legale sono tornati per analizzare la scena del crimine, la casa della mattanza in cui Salvatore Giordano la notte tra l'11 e il 12 febbraio scorso ha sterminato la sua famiglia. Si cercano impronte digitali, tracce di DNA, materiale biologico, schizzi di sangue da analizzare per ricostruire la dinamica del massacro. In quelle stanze oggi vuote e silenti si è consumata la tragedia, le coltellate, il sangue, i colpi di 2 pistole diverse, una Magnum 357 e una calibro 765 con cui ha ucciso la figlia Cristiana, il figlio Giovanni e la moglie Francesca Vilardi, riservando l'ultimo colpo a se stesso. Si è sparato sotto il mento. Lui sul pigiama indossava il giubbotto, un rompicapo per gli inquirenti, quella che è stata ribattezzata la strage di Carnevale. Dalle autopsie eseguite nell'obitorio dell'Annunziata è emersa la ferocia con cui l'assassino, il padre, ha colpito la ragazza, quella stessa figlia che ha visto nascere e crescere e a cui ha tolto il futuro. Al setaccio i conti del negozio gestito dal capofamiglia, un uomo che tutti descrivono per bene. Parenti e amici hanno affollato la chiesa di Santo Stefano di Rende, dove lunedì scorso si sono svolti i funerali. Dolore, sgomento e tante domande che restano senza risposte, ognuno con un ricordo, un aneddoto, poi il buco nero. Al vaglio degli investigatori anche le dichiarazioni di chi ha conosciuto Salvatore, sua moglie e i ragazzi, ricostruire il puzzle di vite normali alla ricerca del possibile movente che in quella notte senza luna ha armato la mano dell'uomo che ha cancellato passato, presente e futuro. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo dei varchi ZTL a Cosenza, prorogato al 31 marzo il regime transitorio sperimentale su alcuni tratti del centro cittadino. Niente multe per chi ha violato gli attraversamenti vietati, ma solo in alcune aree. Gli altri invece dovranno mettere mano al portafoglio. La decisione della Giunta di Cosenza sollecitata a sanare il caso sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Sentiamo Anna Franchino. Non chiamiamolo condono, ma una proroga del regime transitorio sperimentale dei varchi automatizzati dei ZTL. Queste le parole dell'assessore Spataro dopo la decisione della Giunta che ha deliberato un rinvio fino al 31 marzo prossimo per i varchi di via Conforti, nel tratto che di recente è stato ripristinato nell'originaria denominazione di via Isonzo e che va da piazza Mancini a Corso Mazzini per intenderci, e del successivo tratto di via Isonzo sino a via Montesanto, nonché del varco di via Piave nel tratto compreso tra via Trento e piazza Mancini. Dunque tireranno
con un sospiro di sollievo alcuni automobilisti, chiamiamoli così, distratti, che dall'entrata in vigore di alcune zone a traffico limitato con relativo sistema di videosorveglianza hanno violato il divieto di attraversamento, in alcuni casi di sosta, delle aree interdette ai veicoli. La sperimentazione dunque durerà più del previsto, circa 5 mesi, perché dal 31 marzo in poi non ci saranno più scusanti. Chi sbaglia paga. In questo lasso di tempo, ci ha confermato l'assessore Spataro, all'ingresso dei varchi interessati dalla proroga si attuerà il presidio da parte degli agenti della Polizia Municipale e in alcuni casi gli ausiliari del traffico. Nel frattempo saranno acquistati degli spazi pubblicitari per informare tutti del nuovo sistema di viabilità urbana di Cosenza. Badate bene però, le violazioni effettuate nei cosiddetti ZTL storici dovranno essere pagate e non sono dunque passibili di sanatoria. Chi ha ricevuto in questi mesi le multe per aver attraversato o sostato in aree interdette non potrà appellarsi al regime transitorio, anche perché per le zone interessate, sottolinea Spataro, non sono state elevate contravvenzioni. 100.000 è il totale delle violazioni che avrebbero arricchito le casse comunali, anche se 19.000 riguardano le ZTL storiche. Dunque, in fin dei conti, nonostante la delibera, forse qualche euro rimpinguerà i conti di Palazzo dei Bruzzi. E sono stati assegnati 90 milioni di euro per il centro storico di Cosenza. I fondi serviranno per la salvaguardia, la messa in sicurezza e la valorizzazione di uno dei centri storici più importanti e qualificati del Mezzogiorno d'Italia. Abbattuto dai carabinieri un drone che controllava i militari alle prese con un'operazione a Nicotera in cui sono state ritrovate delle armi. Un drone. La sorpresa per i carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina è stata enorme nel momento in cui si sono trovati di fronte a questo drone giunto improvvisamente in volo sopra i militari che stavano eseguendo una serie di controlli inerenti al contrasto del fenomeno dei furti in quel comune. I carabinieri si trovavano in contrada a Casabianca quando si sono accorti che un drone dapprima ha sorvolato la zona dove erano impegnati nella loro attività e poi, per motivi ancora in fase di ricostruzione, ha dato vita a diverse manovre repentine arrivando in picchiata su di loro e costringendoli ad abbatterlo, per fortuna senza conseguenze sia per i militari che per i civili presenti. L'oggetto infine è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Passata la sorpresa è ripreso il normale svolgimento dell'attività di controllo e da quel punto i militari si sono ritrovati di fronte a un arsenale di armi, tutte riconducibili ad un'unica persona, Salvatore Calogero, nicoterese di 43 anni, che in una delle sue abitazioni teneva, abilmente occultate, 2 pistole, un fucile carabina, una carabina d'aria compressa, 9 serbatoi per pistola, 493 proiettili, una miccia esplosiva ed un'ottica di precisione. I carabinieri lo hanno quindi arrestato e posto ai domiciliari. Durante la stessa attività di controllo, inoltre, hanno scoperto nei pressi di un appezzamento di terreno 2 buste di cellophane contenenti in totale 225 grammi di marijuana, anche questa sequestrata. Una busta con un proiettile a pallettoni avvolto in un facsimile di scheda elettorale di Giuseppe D'Ippolito, candidato 5 Stelle alla Camera nel collegio uninominale di Catanzaro. Un messaggio intimidatorio con su scritto "Ora vedi di smetterla" è stata intercettata al centro meccanografico postale di Lamezia Terme. Lo rende noto lo stesso D'Ippolito, avvocato e docente universitario, che stamani è stato informato del fatto dai carabinieri di Lamezia. Per D'Ippolito è stata disposta una tutela all'abitazione e allo studio legale di cui è titolare. Ancora la cronaca, inchiesta Fentanyl sul traffico di farmaci nel Cosentino, non luogo a procedere per Damiano Grispo, medico di base a Bisignano, era finito sotto accusa per aver prescritto un oppiaceo ad un suo paziente. Assolto perché il fatto non sussiste è la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Cosenza nei confronti di Damiano Grispo, ex vice sindaco e medico di base a Bisignano. Il professionista, lo ricordiamo, era stato coinvolto nell'inchiesta Fentanyl relativa alla prescrizione abusiva di farmaci psicotropi ad opera dei medici di base. La pubblica accusa nel maggio del 2016 aveva richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Cosenza la misura dell'interdizione nei confronti di 5 medici di Bisignano, tra i quali Grispo,
sostenendo che gli stessi si sarebbero prestati a prescrivere farmaci oppiacei a soggetti tossicodipendenti che a loro volta avevano ceduto a terzi i farmaci stessi, dando luogo al cosiddetto sistema bisignano. Nel luglio del 2016 il Tribunale della Libertà di Catanzaro aveva accolto il ricorso del medico annullando l'ordinanza interdittiva. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM, 4 dei 5 medici imputati avevano patteggiato la pena, mentre per Grispo i suoi legali, gli avvocati Luigi Malomo e Nicola Carratelli, avevano insistito per il non luogo a procedere. Secondo la tesi della difesa, l'attività del medico era riconducibile a finalità meramente terapeutiche, tesi confermata dal perito nominato dal giudice per l'udienza preliminare nel maggio del 2017. E oggi per Grispo è arrivata la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in ordine alle contestazioni di violazione della normativa in materia di stupefacenti, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, nonché falso in certificati per aver prescritto ad un suo paziente alcuni farmaci contenenti la sostanza oppiacea del tipo fentanyl. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Beni mobili e immobili per un valore di oltre 500.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro a Luciano Trovato, ritenuto collegato alla cosca di 'ndrangheta dei Giampà di Lamezia Terme. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo. La confisca riguarda 8 unità immobiliari a Lamezia Terme e quote di partecipazione in attività imprenditoriali. Incidente sul lavoro a Sorbo San Basile, dove un uomo è rimasto schiacciato da un escavatore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un bosco. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, sul posto i vigili del fuoco. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, durante un'attività di controllo lungo il litorale dell'Alto Ionio Cosentino, hanno sequestrato quasi 150 kg di novellame contenuto in vasche di plastica. I militari lungo la strada statale 106 Ionica hanno intercettato il furgone carico di bianchetto pronto per essere immesso illegalmente sul mercato. All'autista è stata elevata una multa di 12.000 euro. Il prodotto, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 2.000 euro. Nascondeva nella tasca del giubbotto 11 grammi di eroina. Arrestato dai carabinieri un operaio quarantenne a Filandari nel Vibonese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, trovato nel corso di una perquisizione un bilancino di precisione. Momenti di paura per una famiglia di Oppolo per un incendio che ha interessato la loro abitazione. 3 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenute per estinguere le fiamme sviluppatesi al secondo piano della casa, originatesi per cause ancora in corso di accertamento. Il rogo ha distrutto l'abitazione, dichiarata successivamente inagibile dagli stessi vigili. A far scattare l'allarme è stato uno degli inquilini che si è precipitato a trarre in salvo 2 suoi anziani familiari. Ancora una notizia di cronaca che arriva sempre da Vibo, dove la Procura ha emesso 15 avvisi di conclusione indagini che sono stati notificati a dirigenti e calciatori delle squadre del Parghelì e del Coabosco, formazione composta da calciatori immigrati residenti a Rosarno e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria. I provvedimenti fanno seguito all'inchiesta avviata dopo la rissa scoppiata sul campo in occasione della gara disputata dalle 2 squadre l'8 aprile dello scorso anno e valida per il campionato di seconda categoria calabrese. Viaggiava a bordo dell'auto nel centro di Cosenza con una pistola clandestina carica. Un giovane ventenne è stato arrestato dai carabinieri. Questa l'arma rinvenuta dai carabinieri di Cosenza. Si tratta di una calibro 9 con matricola Brasa e con caricatore inserito contenente 4 colpi calibro 9x21. L'arma clandestina era in possesso di un ventenne pregiudicato. Il giovane viaggiava armato a bordo di un'auto insieme ad un altro ragazzo. Nel pomeriggio di oggi i 2 sono stati fermati ad un posto di controllo dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Cosenza. Entrambi avevano precedenti, così i militari hanno deciso di fare un controllo più accurato. I 2 sono stati perquisiti e il ventenne è stato trovato in possesso dell'arma clandestina. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere. Adesso l'arma verrà inviata al RIS di Messina per verificare se la stessa è stata utilizzata per attività delittuose.
Cambiamo adesso argomento: sostenere l'export delle piccole e medie imprese artigiane del settore agroalimentare calabrese. Se ne discute a Lamezia in una 2 giorni che parte oggi, alla quale parteciperanno i buyer provenienti da tutta Europa, un'iniziativa promossa da Confartigianato. Incrementare le opportunità commerciali per l'export del settore dell'agroalimentare. Con questo obiettivo a Lamezia Terme è partita la prima fase della 2 giorni promossa dalla Confartigianato Imprese Calabria per sostenere l'export delle PMI e imprese artigiane del settore agroalimentare calabrese. Il cibo made in Italy è sinonimo di alta qualità e svolge un effetto traino sull'intera economia per l'impatto positivo di immagine sui mercati esteri. In Calabria i buyers provenienti dal Belgio, Corea del Sud, Francia ed Inghilterra incontreranno 21 aziende calabresi del settore che avranno la possibilità di far conoscere all'estero le proprie produzioni ed eccellenze, dal vino alla pasta, dall'olio al succo di bergamotto, dai formaggi ai salumi, dalle conserve alla cipolla rossa di Tropea, passando per il caffè ed il gelato. Oggi il mercato estero è molto importante. In effetti stiamo iniziando questi incontri, sono 21 imprese che incominciano a collaborare e che vengono informate e formate principalmente. Oggi ci sono degli incontri con dei buyers che sono più o meno della Francia, Inghilterra, Belgio, Corea del Sud. Questi incontri in effetti sono 8 buyers che vedranno i prodotti nostri, principalmente l'agroalimentare, quindi sono i 21 imprese dell'agroalimentare. Abbiamo intenzione anche di estendere altri al manifatturiero calabrese. Nella seconda giornata le visite sul campo con i buyers che faranno un vero e proprio tour nelle aziende per vedere i laboratori e conoscere da vicino le realtà produttive della nostra regione. Sono molto importanti perché possono garantire una visibilità a delle eccellenze della regione che in altri contesti magari non potrebbero essere valorizzate. Invece qui in un incontro di un giorno si mettono in contatto operatori esteri e aziende e possono realizzare questo matching e mostrare le eccellenze, e dall'altro lato gli operatori esteri apprezzare questo prodotto che magari non avrebbe la visibilità giusta in altri contesti. Una notizia che riguarda i trasporti, le parole del Ministro Del Rio che ha detto la settimana prossima sbloccheremo 1 miliardo per la ferrovia ionica. Il Ministro ha sottolineato che sulla ionica l'ultimo investimento lo fece Cavour. Il 21 febbraio si celebra la giornata nazionale del Braille, la scrittura utilizzata da non vedenti e ipovedenti. All'Unical questa mattina un convegno sull'argomento. Oggi ricorre l'11ª giornata nazionale del Braille, la scrittura tattile che ha consentito ai non vedenti di eliminare una grossa barriera che li divideva da lettura e apprendimento. All'Università della Calabria si è svolto il simposio Il Braille, una via d'accesso alla cultura, all'umanità, alla vita, promosso dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in collaborazione con il Servizio Studenti con Disabilità, DSA e BES dell'Ateneo e con le 5 sedi calabresi dell'Unione Ciechi. La manifestazione intende focalizzare l'attenzione sull'importanza che i puntini pensati da Louis Braille rivestono per chi ha problematiche visive. La dimensione della cecità è una dimensione che porta nel buio, quindi il buio crea barriere, crea limitazione, crea distanza da quella che è l'umanità vissuta, e noi invece vogliamo spiegare come attraverso la magia dei puntini creati da questo grande genio di Louis Braille si possa effettivamente rintracciare ed evidenziare un ponte che colleghi il buio all'umanità. La scrittura Braille ha avuto un'enorme importanza nell'ambito formativo, promuovendo autonomia e una vera integrazione per i non vedenti, da qui la necessità di una didattica appropriata. La didattica per le persone in situazioni di disabilità sensoriale deve essere una didattica degli apprendimenti, quindi una didattica dell'insegnamento, e deve essere non intesa, come molto spesso accade, una didattica della interpretazione che rischia di trasmettere in modo falsificato contenuti disciplinari non conformi alle stesse discipline.
La Calabria, come purtroppo molte altre regioni italiane, ha ancora molto cammino da fare in direzione della vera integrazione. In questa nostra regione c'è moltissimo da fare, come vedi, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non c'è l'accessibilità nelle scuole, un po' anche noi cittadini siamo un po' dove il capite mettiamo le nostre macchine. Io penso che fra 20 anni riusciremo a ottenere quella che noi vorremmo. E adesso le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Prosegue la fase di instabilità che da giorni sta interessando la nostra penisola. La situazione, come già detto, non avrà però uno sblocco definitivo. Sulla carta sinottica, difatti, risulta degna di nota la presenza di una massa d'aria gelida sulla Russia europea, che a seguito dell'elevazione di un'alta pressione in Atlantico tenderà ad essere convogliata verso sud-ovest, con conseguenze tuttavia ancora difficilmente decifrabili. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per le prossime 48 ore in Calabria. Giovedì il maltempo insisterà in particolar modo sui settori ionici centro-meridionali e sull'area del Pollino con precipitazioni moderate. Altrove avremo cieli parzialmente nuvolosi, con probabilità di deboli piogge su Vibonese, Basso Reggino Tirrenico e su Cosentino. Schiarite più ampie si potranno avere nel corso del tardo pomeriggio, serata. Ora andiamo ad analizzare il comportamento dei mari e dei venti. Giovedì avremo ovunque ventilazione moderata di scirocco con mari che saranno da poco mossi, più probabile su bacini tirrenici, a mossi, specialmente invece sui settori ionici. Bene, prima di chiudere vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online, l'indirizzo www.metoincalabria.it e la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.